Benvenuti, oggi è martedì 1 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.04 e tramonta alle 20.08. La luna sorge alle 9.22 e cala alle 22.26. Oggi la Chiesa celebra Sant'Alfonso. Il nome Alfonso, utilizzato da molti re, deriva dall'antico tedesco e significa pronto alla battaglia. Il suo numero fortunato è il 9, il colore il viola, la pietra l'ametista e il metallo l'argento. Se il mare ha reso i vostri capelli secchi, opachi e crespi, ho la soluzione perfetta per voi. Prendete 2 cucchiai di miele e metteteli in una ciotola. Aggiungete 3 cucchiaini di olio extravergine di oliva e mescolate bene il tutto. Ora massaggiate delicatamente questa preziosa miscela sui vostri capelli, concentrandovi soprattutto sulle lunghezze, che spesso sono più danneggiate. Lasciate agire per una quindicina di minuti e poi risciacquate abbondantemente. Il risultato? Capelli lisci, lucenti e rigenerati grazie a questo fantastico impacco naturale. Provare per credere. Compie oggi 81 anni Giancarlo Giannini, tra i più grandi in Italia, sia come attore che come doppiatore. Nato a La Spezia, ha sfondato nel cinema soprattutto grazie ai film di Lina Wertmüller. Un titolo tra tutti, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, girato nel 1974. Ha prestato la voce, tra gli altri, a Jack Nicholson e Al Pacino. Un po' più giovane, Leoluca Orlando, che festeggia 76 anni. Lunghissima la sua carriera politica, cominciata nella Democrazia Cristiana. Per 5 mandati è stato sindaco di Palermo, la città in cui è nato. Torniamo al cinema per il terzo compleanno di oggi. A spegnere 65 candeline è il regista milanese Silvio Soldini, fratello del velista Giovanni. Tra i suoi film più noti citiamo Pane e tulipani. La profezia del titolo non si è avverata, ma sicuramente la clip della canzone dei Buggles, Video Kill the Radio Star, la prima trasmessa da MTV nel giorno della sua nascita, cioè il 1 agosto del 1981, ha segnato una rivoluzione nel mondo della musica. L'esplosione delle immagini e l'avvento dei VJ, ovvero dei video jockey, hanno influenzato i gusti di intere generazioni. Lo sapevate che secondo un'ipotesi ormai largamente diffusa, i semi delle carte siciliane rappresentano le classi sociali del Medioevo? Coppe per il clero, oro per i mercanti, spade per i soldati e mazze per i contadini. Immancabile come ogni giorno l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, questo martedì è salutato da un bellissimo plenilunio in Acquario. La luna prima abbraccia Plutone e tutte le sue suggestioni creative e poi si scatena nella piena fantasia dell'Acquario. Vediamo i 12. Splendido questo plenilunio per voi che sembra fatto di amici, di comunità, di voglia di fare, di aspirazioni e di affinità elettive. Bene cari Arieti, esprimete un desiderio, verrà esaudito. Toro, questo è un plenilunio un po' difficile per voi perché arriva dal segno dell'Acquario che congela un po' gli entusiasmi di voi Toro che vi infiammate immediatamente quando trovate una soluzione facile per tutti i problemi. Questa luna vi aiuterà a fare chiarezza, vi aiuterà a mettere a fuoco che le soluzioni potrebbero non essere così semplici, ma che sicuramente troverete la chiave per affrontarli. Se proprio non ci riuscite, non asperate a tutti o subito, cercate invece di parlarne con un amico e di aspettare la prova giusta che vi permetterà di superare l'ostacolo. Gemelli, splendido plenilunio per voi, un bellissimo trigono dal segno dei Gemelli che vi aiuta assieme a quello dell'Acquario, a riallacciare di nuovo le relazioni sociali, amicali. Il vostro nervosismo sembra molto stemperato e le ispirazioni oggi saranno all'ordine del giorno, punte di genialità che tutti noteranno. Cancro, è un plenilunio un po' traditore questo perché la luna non vi parla, ma Cancro e Acquario sono connessi da una dimensione, quella del sogno e del sonno. Beh, cari Cancro, a sognare siete tra i più bravi dello zodiaco, i più fantasiosi sono gli Acquario, combinate un po' il passaggio della vostra dea lunare in Acquario e il suo plenilunio e cercate di immaginare la vostra realtà con tutta la fantasia possibile e immaginabile. Prima o poi la concretizzerete, oggi è un giorno di ispirazione. Leone, un plenilunio sicuramente avverso e d'opposizione, certamente vi deve fare riflettere molto sulla dinamica di coppia e sulla relazione in genere o come vi ponete con
con gli altri, poiché probabilmente vi siete resi conto che c'è qualcosa che non va nella vostra impostazione di rapporto. Vergine, un plenilunio che vi lascia un po' soli, ma con delle aspirazioni, delle malinconie, dei desideri che adesso sembrano affiorare proprio dalla vostra anima e strattonarvi un po' verso il desiderio di nutrire dei sogni che necessariamente sciolgono l'anima in un sentimento che tanto amereste realizzare e concretizzare. Bilancia, la giornata di oggi ha un bellissimo plenilunio in trigono dall'amico Acquario. I fratelli d'elemento godono più di ogni altro di questo aspetto. Ecco, la vostra bellezza, il vostro savoir-faire, la vostra soavità, il vostro fascino oggi sono assolutamente in primo piano. Quindi, protagonisti della giornata, oggi avrete una bellissima notizia e una grande vittoria. Scorpione, è un plenilunio decisamente ambiguo, perché la luna prima toccherà Plutone, il vostro astro guida, e vi darà delle suggestioni, intuizioni, delle emozioni molto forti, poi quadrerà con la sua posizione d'Acquario. Il che significa che probabilmente, per quanto giuste siano, a volte le vostre intuizioni potrebbero non essere proprio la realtà che desiderate. Sagittario, dall'amico Acquario arriva un bellissimo plenilunio che vi corrobora e finalmente vi scioglie in un relax di cui avevate tanto bisogno. Ecco, parla di prove superate e anche di plauso e approvazione amicale. Professionalmente siete stati bravi, ora godetevi il meritato successo. Capricorno, questo è un plenilunio che porta soldi o notizie molto oggettive sul vostro futuro progettuale ed economico, ma non solo. Una luna in questa chiave di lettura è una luna di seconda casa ideale e piena. La visione delle cose oggi è particolarmente intuitiva e voi Capricorno, come per magia, richiamerete la parte pesciana che sta tutta nella vostra coda da pesce. Acquario, bellissimo il plenilunio nei vostri gradi. Certo, l'Acquario è un po' elettrico, quindi non ama molto le lunarità, ma la pienezza della luna vi mette assolutamente in contatto con le vostre emozioni, che stavolta esplodono, non implodono dentro di voi. Quindi non sarete in balia emozionale dei sentimenti, ma con una voglia di estendere i vostri sentimenti e il vostro amore proprio dalle persone che da tempo richiedono un po' di vostra attenzione. Pesci, giornata interessantissima, visto che il plenilunio è nella vostra ideale 12ª casa, intuito fuori dal comune, sogni e bisogni tutti soddisfatti. I pesci oggi hanno un che di aura magica che potrebbe permettere non solo di renderli più seduttivi dello zodiaco, ma anche di avere quelle intuizioni giuste e molto importanti che lo fanno uno dei segni più sensibili e sensitivi dello zodiaco. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antena Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai qui in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti scappare questa occasione. Uno schianto devastante contro una roccia, poi l'auto prende fuoco. È il 1° agosto del 1976 e milioni di sportivi trattengono il fiato per l'incidente capitato a Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania. Altri 3 piloti si fermano e intervengono coraggiosamente per aiutarlo. L'austriaco della Ferrari resterà in gravissime condizioni per alcuni giorni e rimarrà sfigurato per le ustioni. Incredibilmente ritornerà a gareggiare dopo appena 42 giorni, ma perderà il titolo mondiale per un solo punto. Sappiamo tutti quanto spesso possa capitare di sentirsi tesi e irritati. Magari Marco Amato, il nostro adorato astrologo, potrebbe non essere stato magnanimo con noi nelle previsioni di oggi. E in quei momenti la frustrazione sale alle stelle. Ma sapete come si dice in inglese quando si raggiunge il limite di sopportazione? Hit the ceiling, letteralmente colpire il soffitto. Questa espressione viene utilizzata quando una persona reagisce a una situazione con una rabbia smisurata. Sul nostro canale YouTube, che si chiama Sicilia Play, trovate tutte le puntate dell'almanacco e non solo, ma soprattutto l'almanacco. In un viaggio lungo il Nilo, l'insolazione potrebbe aver giocato un brutto scherzo a Richard Hudd, il talentuoso pittore che accompagnava la spedizione di Sir Thomas Phillips.
Il viaggio si trasformò in un incubo quando Dad cominciò a soffrire di forti mal di testa e a comportarsi in modo strano, essere afflitto da allucinazioni. Dad era un artista che dipingeva mondi incantati, un vero maestro del fairy painting, lo stile caratteristico dell'epoca vittoriana. Durante quel viaggio si convinse che il dio Osiride gli stesse comunicando di essere suo padre e gli ordinasse di combattere contro il diavolo. Fu la Sfinge stessa a parlare con lui con sillabe misteriose, come rivelò in seguito. In una passeggiata nella campagna, Richard vide nel proprio padre un principe oscuro nemico di Osiride e lo assassinò brutalmente, tagliandogli la gola. In Francia cercò addirittura di uccidere un altro uomo che viaggiava con lui. Fermato e arrestato, gli fu trovata addosso una lista di nomi, amici e conoscenti che secondo Dad erano posseduti dal demonio e meritavano di morire. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non so se è meglio segnare a Liverpool o andare a letto con Miss Mondo. Fortunatamente io non ho dovuto scegliere. Agosto è appena iniziato, ma non c'è tempo per le vacanze per noi. Siamo qui pronti a tenervi compagnia anche domani con l'imperdibile Almanacco.